La conferma è il momento più difficile, non devi guardare indietro perché già il passato, la fortuna si costruisce un passo alla volta, senza incertezze e mai da soli. Oggi non gioca solo la Feldi Eboli, oggi gioca una città che si stringe attorno alla squadra ancora una volta, perché qui c'è voglia di futsal, c'è voglia di divertirci, c'è voglia di sognare. Lo spettacolo della Serie A Planet Win 365 su PMG Sport Futsal in diretta dal Pala Dirseu di Eboli, Feldi Eboli, Camedosson. Buonasera e benvenuti. Le due squadre sono già al centro del campo per i saluti di rito. Noi diamo subito lettura delle due formazioni per gli ospiti della Camedosson: numero 1 Pietrangelo, numero 2 Belsito, numero 3 De Matos, numero 7 Fusari, numero 10 Bellomo, numero 12 Vieira, numero 13 Svierkowski, numero 17 Dos Santos, numero 18 Ronzani, numero 19 Morassi, numero 20 Grippi, 21 Schiocchet, 23 Rosso, 98 Cappelletto, l'allenatore Silvio Rocia. Mentre per la Feldi Eboli, padrona di casa, numero 1 Ielmi, numero 2 Lion, numero 4 Romano, numero 5 Frosolone, numero 9 Fornari, numero 11 Scigliano, numero 12 Arrieta, 13 Pedotti, 14 Boccao, numero 16 Andrei, numero 19 Pasculli, 21 Giordano, 24 Caponigro, 27 Mastrangelo. L'allenatore è Piero Basile. Partita delicatissima questa sera al Pala Dirseu di Eboli, con una Feldi Eboli che arriva da 3 vittorie consecutive e vorrà appunto continuare a macinare punti, mentre Camedosson con tutt'altra situazione. La squadra di Silvio Rocia, che tanto bene ha fatto la scorsa stagione, si trova nelle zone basse di classifica a soli 2 punti e nell'ultima partita contro il Real Rieti ha subito il pareggio praticamente a tempo scaduto e sicuramente vorrà rifarsi la squadra di Silvio Rocia. Camedosson, che l'anno scorso ha sorpreso tutti in Serie A, chiudendo la stagione regolare al 4° posto in regular season e arrivando addirittura in semifinale playoff contro la Luparense, che ha sconfitto appunto la Came ed è andata a giocarsi la finalissima con l'Acqua e Sapone, che poi tutte sapete come è andata a finire. Feldi Eboli invece, che l'anno scorso alla prima stagione in Serie A si è salvata con qualche giornata di anticipo, quest'anno tutt'altre le intenzioni della squadra del patron Di Domenico e di mister Piero Basile. Dopo il primo passo falso nella prima giornata contro il Maritime al Palasele, la squadra di Piero Basile non ha più perso, ha solo vinto, 9 punti nelle ultime 3 partite e questa sera in casa con la spinta del Pala Dirseu vorrà continuare su questa striscia. Presentiamo anche i direttori di gara, che sono il signor Campi e il signor Brischetto, il primo di Ciampino e il secondo di Acireale, mentre al crono c'è il signor Minichini di Ercolano. Mentre la partita è iniziata, la Feldi Eboli attaccherà da destra verso sinistra del vostro teleschermo in casacche e pantaloncini rosso-blu, mentre la Camedosson da sinistra verso destra del vostro teleschermo in completino azzurro. Proprio la squadra di Silvio Rocia in possesso di palla con Murilo Schiocchet che serve Igor Dos Santos. Tra i fischi del Pala Dirseu, accenno di pressione di Fornari, palla in avanti per Bellomo, palla che esce fuori, ci sarà rimessa laterale per la Feldi Eboli. Vediamo anche i due quintetti schierati dai due allenatori per la Feldi Eboli: Lion, Romano, Boccao, André e Fornari, mentre per la Camedosson Pietrangelo, Grippi, Dos Santos, Bellomo e Murillo Schiocchet. André in avanti, cerca Fornari, controllo difficile, non riesce a tenerla in campo. Già del Fornari ancora alla ricerca del primo gol in campionato. Il capocannoniere della scorsa edizione della Serie A, mentre c'è Dos Santos che ci prova. Primo squillo
da parte del 17 della Camedosson, che adesso va a difendere su Jader Fornari, chiama la palla Pietrangelo, la smanaccia coi pugni. Siamo già dall'altro lato con Grippi che però sbaglia il passaggio per Bellomo. Si ripartirà con la rimessa laterale per la Feldi Eboli. Sevrale in avanti per Fornari a lottare, Fornari, Boccao! Golasso di Boccao! 1-0 Feldi Eboli, ma la giocata fondamentale l'ha fatta Jader Fornari. Subito Feldi Eboli in vantaggio. Parte subito forse la Feldi Eboli che dopo 1 minuto e 20 di gioco si trova già in vantaggio grazie alla rete di Wesley Boccao, propiziata però dalla lotta feroce di Jader Fornari con Dos Santos, con Fornari che è riuscito a mettere il piede anticipando anche l'estremo difensore Pietrangelo e praticamente lasciando la porta sguarnita a Wesley Boccao che ha potuto metterla dentro nel più facile dei modi. Adesso ci prova André con la palla che finisce tra le mani di Pietrangelo. Non poteva esserci migliore inizio per la Feldi Eboli. Primo tiro in porta, primo gol. Ci prova adesso la Came con Eric Bellomo che serve Tiago Grippi che ci prova da centrocampo. Colpisce André, laterale per la squadra veneta. Eric per Tiago Grippi, non la tiene in campo però. Romano scambia con André, ancora Romano, perde la palla, 2 contro 2, Murillo per Eric, la parata di Lion. Igor Dos Santos ci prova e inizia a fare amicizia con Jader Fornari. Giro palla Came con Murillo che cerca Eric, prova la sponda di testa, colpisce Boccao che poi la butta via senza pensarci su 2 volte. Grippi, la suola per Murillo Schiocchet che ci prova, larga la sua conclusione, mentre è già festa sugli spalti del Paladirseu con la curva scatenata. Feldi Eboli in possesso palla, Fornari va ad André, osserva il da farsi il 16, serve Romano, sale in pressione la Came, si cerca Fornari che prova a cambiare lato, anticipa Igor, poi prova il cambio di lato, il cambio di fronte Eric Bellomo, alza la palla e diventa quindi impossibile da ricevere per Murillo Schiocchet. Igor anticipa Fornari, ancora Igor Dos Santos, la sua conclusione finisce alta. Boccao vince un rimpallo, prova ad andarsene, la perde Boccao. Tiago Grippi allora lotta con André che commette fallo, calcio di punizione per la Came, primo fallo della Feldi Eboli commesso da André Ferreira. Sulla palla Tiago Grippi, un solo uomo in barriera per Lion, ovvero Fornari. Sicuramente proverà uno schema il 20 della Camedosson, vediamo
Grippi la mette dentro, Lion, brivido. Subito in avanti per Fornari, spinto da Grippi, c'è il fallo. Primo fallo anche della Kame. Calcio di punizione per la Feldi Eboli. Primi cambi per Roccia e Basile. Per la Feldi fanno il loro esordio in questa partita Pedotti e Arrieta, mentre ha già quasi rivoluzionato il quintetto Silvio Roccia, facendo entrare in campo Cristiano Fusari, Japaviera e Kainan De Matos, 3 giocatori, per usare un eufemismo, offensivi e poco. Fornari per Arrieta, scambiano i due, Fornari si prova, Pietrangelo la para. De Matos prova a ripartire, ci mette il piede André, la palla arriva al Lion che la butta via. Non arriva Fornari, mentre c'è stato uno scontro fortuito tra Pedotti e De Matos. Hanno incrociato le loro traiettorie di corsa e si sono praticamente dati una testata involontaria, ovviamente. Infatti Pedotti chiede scusa a De Matos, lasciando intendere che praticamente non aveva visto l'avversario. Si rialzano i due, comunque fortunatamente può riprendere il gioco, si ripartirà con la palla tra le mani di Lorenzo Pietrangelo, che va da Fusari, in avanti per Giapaviera. De Matos prova l'imbucata, ci mette il piede Fornari che poi prova ad incitare i suoi. Ancora De Matos a puntare Gio Pedotti. Adaviera, ancora Fornari, scatenato in fase di pressione il 9 della Feldi Eboli. Bello il tunnel di De Matos su Pedotti. De Matos per Viera, si gira Viera, la mette dentro per la rete di Cristiano Fusari. Pareggia la Kame con Cristiano Fusari. Bel gol della Kame Dosson con Fusari. Azione cominciata da un tunnel bellissimo di Kainan De Matos ai danni di Gio Pedotti, che ha spalancato le porte del 3 contro 2, sfruttato benissimo da Viera, che davanti a Lion non si è lasciato ingolosire dal tiro, ha guardato al centro e l'ha messa comoda per Fusari, che ha siglato l'1-1. Tutto da rifare quindi per la Feldi Eboli, che ci prova adesso con Arrieta. Bravo e bello il passaggio per Fornari, poi cambio gioco di Ferreira per lo stesso Kevin Arrieta, che non riesce a controllare però. Pietrangelo in avanti per nessuno, fondo per i padroni di casa. Scigliano va da Bocao, Arrieta, 2 su di lui, Arrieta la tiene in campo, va da Pedotti, possesso palla Feldi Eboli. Pedotti per Scigliano, Arrieta, Scigliano prova la giocata di prima per Arrieta, il passaggio dell'11 però è sbagliato. Laterale Kame Dosson con Kainan De Matos che serve Pietrangelo. De Matos cerca e trova Viera, deve ricominciare però.
Ancora palla in avanti per Giapavera, troppo lunga, fondo per i padroni di casa. Bocao va da Scigliano, può prendere un po' di campo, ci prova Scigliano, converge verso il centro. Pedotti, ancora Rieta, Bocao per Scigliano, possesso palla ipnotico della Fel di Eboli per cercare di scardinare la retroguardia difensiva della Camedosson, anche se fino a questo momento gli uomini di Rocia sono riusciti a tenere i padroni di casa in prima linea con Pedotti e compagni che non riescono in questo momento ad imbucare, a far arrivare la palla nell'area di rigore di Pietrangelo. Possesso palla quindi sterile per gli uomini di Basile. Rientra Romano che perde palla, Giapavera, Fusari, va da Belsito, Fusari mette dentro Arrieta, la allontana come può. De Matos poi sbaglia il passaggio. Scambiano Bocao e Scigliano, ancora Bocao, Arrieta, mezzo al campo, vince un rimpallo, Arrieta prova ad andarsene, Belsito lo chiude regolarmente, Arrieta è a terra, allora la mette fuori Wesley Bocao. Molto dolorante Kevin Arrieta, ha bisogno dei sanitari della Fel di Eboli. Diciamo che Belsito non ci è andato morbido su Arrieta, però l'intervento è stato regolare da parte del numero 2 della Camedosson. Si rialza Arrieta, molto dolorante, esce zoppicando dal campo tra gli applausi del Paladirseu. Sicuramente in questo momento non può continuare Arrieta, ma esce quasi piangendo. Mi sento dire che la partita di Kevin Arrieta è finita qui, dopo 7:34 di gioco. Ricomincia il gioco con la Fel di Eboli in possesso di palla. Scigliano va ad André, palla in avanti per Bocao, Romano prova l'imbucata, gli si oppone Kainan De Matos, ci prova Lion, la conclusione è larga. De Matos, Murillo, Bocao anticipa Tiago Grippi, 4 contro 3, Scigliano sbaglia il passaggio, prova a ripartire Belsito, la tocca col braccio Scigliano, c'è fallo quindi.
Cama in possesso di palla con Belsito che punta a Bocao, mentre le condizioni di Arrieta sembrano migliorate. Sta svolgendo degli esercizi al di fuori del parquet di gioco, zoppicante ma rispetto a prima, quando quasi piangeva, il 12 della Feldi Eboli sembra star bene e quasi sicuramente lo rivedremo in campo. Laterale Feldi Eboli con Romano che scambia con Bocao, palla al centro per André, rischiosa ma efficace, la perde poi André, allora Tiago Grippi punta alla porta, Murillo sbaglia il passaggio, Scigliano prova ad involarsi, Scigliano che ci prova, De Matos in estirata la mette fuori. Bocao la alza per Romano, conclusione deviata, calcio d'angolo per la Feldi Eboli. Bocao, serve Romano, gli si oppone Belsito. Ancora calcio d'angolo, si va ad André questa volta, ci prova anche lui. Altro corner, altra deviazione da parte dei giocatori della Came. Bocao dentro per Scigliano, chiude la difesa. André, Romano la alza, Bocao la mette a terra. Scigliano per André. Ci prova a chiudere l'1-2 Scigliano, non riesce però. Belsito. Scambiano Murillo, Schiocchet e Tiago Grippi, due dei giocatori più rappresentativi della Came d'Osson, soprattutto della scorsa stagione, con Tiago Grippi che nello scorso campionato ha siglato 20 gol, mentre Murillo Schiocchet 25, quindi 45 gol in due per i due brasiliani della Came d'Osson, due giocatori molto forti e anche d'esperienza, come nel caso di Tiago Grippi, giocatore che mentre ci prova Tiago Grippi, dicevo su Grippi, giocatore che è arrivato in Italia nel 2008 al Regal Buto, ha girato poi anche tra squadre come Luparense ed Augusta, prima di trasferirsi per ben 5 stagioni in Qatar al Ryan, prima di fare il suo ritorno in Italia appunto 2 stagioni fa con la Came d'Osson di Silvio Rocia. Giocatore veramente interessante Tiago Grippi, che l'anno scorso qui al Paladivseu ha praticamente vinto una partita da solo contro la squadra di Mister Ronconi, ma come ho già detto quella dell'anno scorso è stata davvero una stagione eccezionale per la squadra veneta, che quest'anno è iniziato in altro modo sicuramente, mentre ci prova Romano, anche se il presidente Zanetti per quest'anno ha messo a disposizione una rosa molto competitiva a Silvio Rocia, con gli acquisti di Igor, di De Matos, di Fusari, tutti giocatori molto bravi. Sicuramente in queste prime partite avrà pagato a poca amalgama da parte dei suoi Silvio Rocia, giocatori che pian piano si stanno conoscendo e sicuramente in avanti la Came d'Osson
dirà la sua, non è una squadra da ultime posizioni sicuramente, la squadra di Silvio Rocia, e lo sta dimostrando già stasera contro la Feldi Eboli. Mentre Romano recupera palla, prova a metterla dentro, c'è calcio d'angolo. Sulla palla Pedotti, tocco di mano di Giappavera, calcio di rigore per la Feldi Eboli. Il tocco di mano da parte di Giappavera sul calcio d'angolo battuto da Gio Pedotti. Tocco di mano, dicevo, da parte di Giappavera. Calcio di rigore per la Feldi Eboli. Sulla palla c'è Gio Pedotti. Pedotti contro Pietrangelo, che è un pararigori. Va Pedotti, spacca la traversa, non è gol. Dall'altro lato Giappavera, sbaglia il calcio di rigore Gio Pedotti. Non l'ha parata questa volta Pietrangelo, che ha la fama di pararigori nel Pescara di Colene. Ogni qualvolta c'era un calcio di rigore prendeva il posto di Antonio Capozzo, e quando dico molte volte non scherzo, l'ha parato Pietrangelo. Questa volta non c'è stato bisogno, perché Gio Pedotti aveva calciato sì bene, però purtroppo la sua conclusione si è infranta contro la traversa. Si resta quindi sull'1-1 con la Camedosson in possesso di palla. Pedotti anticipa Giappavera. Bello il velo di Romano per Fornari. Fornari la allarga per Sergio Romano, che lotta con Svierkowski. Guadagna il laterale il numero 4 della Feldi Eboli. Arrieta. Ritorna in campo il numero 12, che sta bene. Meno male sia per lui che per la Feldi Eboli. Arrieta per Pedotti. Brutta palla di Pedotti, capisce tutto Igor. Poi Pedotti recupera palla. Pedotti per Fornari, il tacco, Fornari! Non trova la porta. Ci ha provato Jader Fornari in due tempi, prima col tacco, poi la palla gli è ritornata sul sinistro, però non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta il bomber della Feldi Eboli, che cerca ancora il primo gol stagionale. Può ripartire il gioco con Pietrangelo, che cerca Viera, anticipato da Gio Pedotti. Murilo Schiocchet. Igor Dos Santos cerca Viera. Palla sporcata da Fornari e laterale già battuto. Ancora Dos Santos. Per Murillo. Andrei fa buona guardia e lascia scorrere la palla sul fondo. Palla per Fornari.
Pedotti, difficile il controllo. Arrieta cambia bene il gioco per Fornari, che può avanzare Fornari. Ci prova di punta, sbilanciato da Murillo Schiocchet, non c'è nulla. Si parte ancora una volta da Pietrangelo. Fusari sbaglia il passaggio, la palla arriva all'Aio. Possesso Feldi Eboli con Arrieta. Cambio lato per André. Che scambia con Pedotti, ancora André. Arrieta. Fallo ingenuo di Giapavera su Fornari, calcio di punizione. Mentre Basile richiede il time out accordato dal signor Minichini. Ci prendiamo una pausa anche noi. Si esaurisce il tempo a disposizione del time out richiesto da Piero Basile. Si ripartirà con calcio di punizione dalla 3/4, posizione defilata però per la Feldi Eboli. Sulla palla c'è Kevin Arrieta, sicuramente avrà utilizzato il time out per preparare qualcosa Piero Basile. Vediamo, rincorsa di Arrieta, ci prova direttamente, para agevolmente in due tempi Pietrangelo, che fa ripartire i suoi. De Matos per Giapavera che non la tiene in campo, laterale Feldi Eboli. Arrieta prova il passaggio per Fornari, ancora laterale Feldi Eboli. Fornari vuole che Viera rispetti la distanza, anzi vuole che venga asciugato il parquet del Paladirseu, bagnato dal sudore. Ancora laterale Feldi Eboli, Gio Pedotti sulla palla, la alza per Arrieta, capisce tutto però Tiago Grippi. Fornari, ancora Arrieta, bella palla per Fornari che poi di prima intenzione sbaglia il passaggio per André Ferreira. Mentre rientra in campo il veterano Eric Bellomo nelle file della Came, eccolo a lottare con Pedotti, alla meglio il 13 della Feldi Eboli, però poi Tiago Grippi la recupera a sua volta Kevin Arrieta che fa ripartire i suoi. Ancora Arrieta, deve ricominciare però, va da André, ci prova Arrieta, alta la sua conclusione.
Pietrangelo per Kainan che ci prova direttamente tra le mani di Lion, che a sua volta cerca e trova Fornari, che si protegge da Belsito, che poi riesce a mettere il piede. Laterale per i padroni di casa. Adesso poche emozioni. Tiago Grippi recupera palla. Tiago Grippi lo mura Kevin Arrieta, poi ritorna Wesley Bocao che prova ad andarsene, la perde però. Eric lascia sbattere il pallone contro André Ferreira, guadagna il fallo laterale. Se ne incarica Tiago Grippi che va da Kainan De Matos. Scambiano i due. Grippi in avanti a cercare Bellomo. Non trovato però dal lancio del 20. Riparte la Feldi Eboli. Sale in pressione Bellomo. La elude Bocao con il passaggio per Arrieta. Arrieta prova a servire Fornari e la tocca quel che basta De Matos per metterla in fallo laterale e non far proseguire la manovra offensiva della Feldi Eboli. Sulla palla che viene Arrieta, la mette dentro, abbraccio da Bocao e Belsito con la palla che arriva tra le mani di Pietrangelo che rilancia per Eric Bellomo. Ricomincia da Tiago Grippi, a sua volta in avanti per De Matos, a lottare con André che guadagna il laterale. Palla in avanti per Fornari, su di lui Belsito, prova a girarsi Fornari, rinviene anche Tiago Grippi, laterale. Bocao alza per Fornari che la stoppa, ci prova la parata di Pietrangelo. Bocao alza per Arrieta, questa volta è buona la conclusione con il tocco di Fornari, con Pietrangelo che se la ritrova in mano praticamente. Laterale Camedosson e time out richiesto da Silvio Rocia. Quattro minuti e un secondo ancora da giocare in questo primo tempo tra Feldi Eboli e Camedosson. 4 minuti senza interruzione di time out, già sfruttati sia da Basile che da Rocia. Lion in avanti per Fornari, sempre due su di lui, Fornari a lottare, guadagna la rimessa laterale. Lavoro difficile questa sera quello di Jader Fornari, su di lui sempre uno tra Belsito e Igor Dos Santos, più i vari aiuti. In questo caso quando è in campo Tiago Grippi va sempre lui a raddoppiare su Fornari. Riparte il gioco con la palla per Lion
che carica il destro, poi va ad Arrieta intelligentemente, la parata di Pietrangelo, poi Romano ribatte Murillo Schiocchet. Bocao dentro, chiude Belsito. Lion avanza, ci prova questa volta, altissima la sua conclusione. Palla in avanti per Giapaviera, a lottare con Bocao, la palla alla fine è di Lion. Arrieta per Bocao, Romano. Alza Fornari, Murillo Schiocchet ci mette la testa. Belsito prova a girarsi, viene chiuso. Allora Fornari a lottare, va da Bocao che prova il tunnel pretenzioso, lo chiude Murillo Schiocchet, ma ancora lì a lottare Wesley Bocao e a guadagnare la rimessa laterale per la Feldi Eboli. Bocao gli passa davanti Fornari, viene servito invece Romano. Bocao imbucata capita da Belsito, però la palla è ancora della Feldi Eboli. Arrieta per Fornari, sempre spalle alla porta. Fusari cambia con Schiocchet la parata di Lion, poi si immola Wesley Bocao sulla conclusione di Murillo Schiocchet con Lion a terra. (2:15) al termine della prima frazione. Ricordo il risultato: Feldi 1, Camedosson 1. Le reti di Bocao in apertura, poi il pareggio di Fusari. Murillo in buca per Giapaviera, che la tocca per Belsito, che scambia a sua volta con Fusari. Belsito non controlla, Lion protegge l'uscita di Lion. Romano, chiedo scusa, protegge l'uscita di Lion. Bocao sbaglia il passaggio, lo sbaglia anche Murillo. Ha rischiato qui il 4 della Feldi Eboli, poi Lion ci prova dalla sua porta. Male. Fusari sbaglia il passaggio, riparte la Feldi Eboli, Pedotti. Romano di prima per Bocao, che si era però girato. Murillo in avanti per Fusari, esce Lion di testa. Ancora un'altra macchia di sudore sul parquet del Palla d'Irseu. Ne approfitta Silvio Rocia per dire qualcosa a Cristiano Fusari. Sudore asciugato, si può ricominciare con Pietrangelo, che rilancia bene per Murillo, che la mette a terra altrettanto bene. Poi Giapaviera anticipato da Gio Pedotti, riparte la Feldi Eboli con Scigliano, che la perde però Igor Dos Santos. Poi il controllo maldestro di Giapaviera, che inciampa e praticamente si becca un calcio in faccia da Scigliano, del tutto involontario. Ovviamente non poteva immaginare che sarebbe scivolato
Giapaviera, che comunque ha subito un colpo leggero, infatti è già in piedi, sta bene. Comunque però c'è il fallo commesso dalla Feldi Eboli, il terzo, a 58 secondi dal termine. 3 falli Eboli, 3 falli Camedosson. Verosimilmente non vedremo tiri liberi in questa prima frazione. Tiago Grippi sulla palla, il movimento di De Matos, viene servito, capisce Pedotti, la palla arriva a Murillo però che ci prova, ribatte Pedotti. De Matos in avanti per Giapaviera a lottare con Pedotti, alla meglio il 13 della Feldi Eboli, subisce poi il fallo a centrocampo André. Calcio di punizione Feldi Eboli, si va da Scigliano, scambiano Pedotti e André. Romano di prima intenzione per André che la tiene in campo. 24 secondi, Feldi Eboli in possesso di palla. Romano, palla sul secondo palo, chiude Igor Dos Santos, poi la mette via Giapaviera favorendo Murillo che la tocca per De Matos, anticipa tutti Lion che ci prova, fuori. Sette secondi, Igor Dos Santos in possesso di palla, la butta via Murillo, laterale Feldi Eboli con 3 secondi sul cronometro, potrebbe provare qualcosa la squadra di Basile. Palla per Lion che la stoppa, deve calciare, lo fa, parata di Pietrangelo. Finisce così il primo tempo tra Feldi Eboli e Camedosson, 1-1 il risultato. A Bocao ha risposto Cristiano Fusari per la Came. Ci risentiamo per la ripresa. Tutto pronto al Pala Dirseu di Eboli per il secondo tempo di Feldi Eboli Camedosson. All'intervallo il risultato è di 1-1 con la Feldi Eboli che a inizio gara era passata in vantaggio con la rete di Wesley Bocao. La risposta poi di Cristiano Fusari per la Camedosson. Feldi Eboli che in questo secondo tempo attaccherà da sinistra verso destra del vostro teleschermo, mentre la Came da destra verso sinistra, con Fornari che intanto non si intende con André Ferreira e regala la rimessa laterale alla Camedosson. Palla in avanti per Viera, anticipa tutti Gio Pedotti, ancora a lottare il capitano della Feldi Eboli ad avere la meglio. Romano in avanti per Fornari, impreciso il passaggio però del campione europeo 2014 con la nazionale italiana. Il man of the match della partita di Latina Sergio Romano, nonché autore del gol vittoria per la Feldi Eboli, che quest'oggi però deve sudare 7 camicie ed anche qualcosa in più contro la Camedosson se vorrà portare a casa i 3 punti, perché la squadra di Silvio Rocia è molto agguerrita e a sua volta anche la formazione veneta spera di uscire a mani piene dal Pala Dirseu di Eboli. Palla in avanti per Fornari, anticipato da Belsito, poi Giapaviera serve di testa Pietrangelo. Giapaviera al secolo Arlan Pablo Viera, soprannominato Giapa dati i suoi tratti asiatici, i suoi tratti orientali. Giapaviera, giocatore di tutto rispetto, anche lui l'anno scorso protagonista della Came, 25 gol anche per lui.
Palla intanto per De Matos, la parata di Lion. Giapaviera che è in Italia dal 2009, protagonista tra il 2011 e il 2013 con la maglia del Vicenza, dove ha vinto B ed A2, e poi la consacrazione con il Corigliano con 25 gol in 25 partite alla sua prima stagione in Serie A. Poi con Gianco Rieti e da 2 anni a questa parte Camedosson. Giapaviera che può anche vantare 7 presenze e un gol con la nazionale italiana, doppia cittadinanza per lui. Giocatore che quando è in forma sa essere veramente devastante e soprattutto sa fare gol, vede la porta come pochi. Il 12 della Came può ripartire finalmente il gioco con il laterale per la Camedosson, con Murilo Schiocchet che l'alza per De Matos. La palla arriva proprio a Giapaviera che si gira, fondo. Pedotti, addirittura 2 su di lui. Pedotti riesce a guadagnare il laterale in qualche modo. André va da Fornari, Pedotti, André in buca per Fornari, provvidenziale l'intervento di Belsito. Gio Pedotti sulla palla, va da Fornari che ci prova, ribatte De Matos, quasi non si lanciava in contropiede, la palla però è troppo lunga e arriva tra le mani di Lion che rilancia proprio per Fornari a lottare con Belsito. La fa uscire per Romano che cambia lato, capisce tutto Schiocchet che prova a ripartire, il suo passaggio è però impreciso. Pedotti a scambiare con André, palla in avanti per Fornari che ha commesso fallo però sbracciando ai danni di Belsito nell'ardua lotta per prendere posizione tra i due giganti, Belsito e Fornari. Murillo colpisce Kainan, riparte la Feldieboli, André per Romano che si è mangiato Romano. Occasionissima per la Feldieboli, capitata sui piedi di Sergio Romano che praticamente a porta sguarnita non è riuscito a centrare lo specchio della porta, graziando di fatto la Camedosson che con un pasticcio in impostazione si era messa nei guai, graziata appunto da Romano, mentre c'è la palla per Giapaviera. 2-1 Camedosson, Giapaviera. L'avevo detto qualche secondo fa che Giapaviera sotto porta è micidiale e infatti non ha perdonato. La più classica delle leggi del calcio, gol mangiato, gol subito. Romano sciupa un'occasione d'oro per la Feldieboli. L'azione successiva la Feldieboli subisce gol con Giapaviera che porta in vantaggio la Came, mentre sciupa anche Andrea a porta vuota, incredibile.
Due occasioni d'oro sciupate dalla Feldi Eboli, che si trova sotto adesso a 16:42 dal termine. Feldi Eboli 1, Camedosson 2. Le reti di Bocao e Fusari nel primo tempo e la rete del momentaneo vantaggio adesso di Pablo Viera per la Came, mentre c'è il gol di Jader Fornari. Bentornato Jader, primo squillo in campionato del 9 della Feldi Eboli, proprio quando serviva. Secondo tempo cominciato in maniera stupenda qui al Pala d'Irseu, con azioni su entrambi i fronti, con la Feldi Eboli che ha avuto due occasioni clamorose, ha subito la rete di Giapaviera, l'ha poi pareggiata con un gol stupendo, il primo in campionato di Jader Fornari, 2-2. Mettetevi comodi amici, perché ci sono ancora 16 da giocare in questa ripresa e Feldi Eboli e Camedosson promettono spettacolo, con Lion che esce provvidenziale su Eric Bellomo. Lion in avanti per Fornari, lotta con Igor che lo mette a terra, non c'è fallo, riparte il contropiede, 3 contro 2, Grippi allarga per Eric per Grippi, che parata di Lion! Cosa ha parato Lion? Mamma mia amici, sono passati solo 4 minuti e 26 secondi e abbiamo visto di tutto. Se dopo i gol il primo tempo è stato abbastanza noioso, questa ripresa è iniziata come meglio non poteva, con le due squadre che stanno avendo tantissime occasioni, con già 2 gol siglati in questi primi 4:26 di gioco, mentre c'è Lion a terra. Si rialza però il porterone della Feldi Eboli, autore di una parata d'autore, scusate il gioco di parole appunto, autore di una parata stupenda Lion su Tiago Grippi. Si può ripartire, Eric sulla palla, la mette per Tiago Grippi, capisce tutto Wesley Bocao, prova a ripartire Fornari, l'ultimo tocco è il suo sul rimpallo con Belsito, ci sarà laterale per la Camedosson. Belsito per Fusari, ancora Fornari a lottare con Belsito, ancora laterale Camedosson. Pietrangelo rilancia per nessuno, finisce la palla tra le mani di Lion che la mette a terra, allarga poi per Bocao, a sua volta per Fornari, spalle alla porta, si gira Fornari, la parata di Pietrangelo, calcio d'angolo, Romano ci prova in acrobazia, arriva Fornari messo a terra, calcio di rigore. Altro calcio di rigore per la Feldi Eboli e questa volta mi sento di dire che a mio parere Fornari vorrà batterlo, anche se sembra Andrei quello più vicino al dischetto. Calcio di rigore che anche in diretta è sembrato nettissimo, con Fornari che era andato in anticipo su Belsito se non sbaglio. Messo giù Fornari, calcio di rigore.
ineccepibile è il fischio del signor Campi e sulla palla va proprio Jader Fornari. Un bomber contro un pararigori, Fornari contro Pietrangelo. Rincorsa di Fornari, Jader Fornari, 3-2 Feldi Eboli. La ribalta subito la Feldi Eboli, doppietta di Jader Fornari e prime 2 reti in campionato per il capocannoniere dello scorso campionato. Non possiamo parlare perché ci sono azioni ogni 3 secondi. Ci ha provato adesso Giapaviera, ha ribattuto il suo tiro. Dicevo, doppietta di Jader Fornari, la ribalta la Feldi Eboli dopo che aveva subito lo svantaggio con la rete di Giapaviera. Palla alzata per De Matos, alta la sua conclusione. André per Arrieta, rischia Arrieta la palla centrale, sempre presente ovunque Wesley Bocao, intervento duro di Sergio Romano che dice di aver preso il pallone. E poi va a dire qualcosa a De Matos, che a sua volta aveva detto qualcosa all'arbitro. Praticamente, da quello che possiamo capire da qui, De Matos aveva detto all'arbitro caccialo fuori. Allora Romano è andato a dire al numero 3 ma non sono neanche ammonito, e sicuramente per questo intervento il rosso sarebbe esagerato, quindi cosa lo dice a fare? Breve ricostruzione di quello che sta succedendo in campo. Fatto sta che Sergio Romano non è neanche stato ammonito per questo intervento. Semplice calcio di punizione per la Came con Tiago Grippi sulla palla. Serve De Matos che allarga, non male, malissimo direi per Murillo, e si becca gli applausi più che ironici del Paladirseu. Lion in avanti per Arrieta, bella palla Arrieta, anticipato al momento del tiro da Tiago Grippi. Calcio d'angolo sulla palla Bocao, la alza, ci mette la testa De Matos, prova ad andarsene Viera a lottare con Bocao che commette fallo. Murillo, sale in pressione la Feldi Eboli, bella palla in avanti per Tiago Grippi che non riesce però a tenerla. Bocao per Arrieta, in avanti per nessuno, mentre viene ammonito Morassi in panchina dal signor Campi. Avrà sicuramente detto qualcosa al direttore di gara dalla panchina Luca Morassi, quest'oggi in panchina per far posto tra i pali a Lorenzo Pietrangelo. Si riparte con la Came Dawson
è in possesso di palla con Murilo Schiocchet che guadagna il laterale. Bel sito in avanti per Giapaviera, anticipato da Bocao che però non riesce a tenere la palla in campo. Poi Bocao dice qualcosa a Giapa. Giapa non ci sta. E adesso lottano dall'altro lato del campo dove non potete vedere proprio Giapaviera e Bocao per prendere posizione. Eccolo Giapaviera, finisce a terra Murilo Schiocchet, non c'è nulla. De Matos per Viera, sempre contro Bocao, sfida nella sfida tra i due, sbaglia però il passaggio il 12 della Kame. Riparte Scigliano che serve André, prova a rientrare André, 2 su di lui, gliela sradica Giapaviera che serve Murilo Schiocchet che la mette dentro per De Matos. Che parata ha fatto Lion ancora una volta. Palla per Lion che scambia con Arrieta. Bocao, ancora Arrieta, alza la gamba, bel sito, c'è il fallo. Gioco pericoloso del 2 della Kame. (12:46) ancora da giocare. 4 i falli commessi dalla Feldi Eboli, uno solo invece quello commesso dalla Kame. Deve stare attenta la squadra di Basile. Mentre si prova Arrieta, la parata di Pietrangelo. Bocao per Pedotti, ci prova Gio Pedotti, colpisce Eric. Arrieta sbaglia il passaggio, Murillo batte velocemente, palla per Eric, finisce a terra, non c'è niente. Solo laterale per la Feldi Eboli. Si scaldano gli animi, partita intensissima qui al Palla d'Irseu. Nessuno vuole perderla. Mentre se ne va Arrieta, sguscia tra due avversari, ancora Arrieta, messo a terra da Bellomo. Viene ammonito Eric Bellomo, ma che azione di Kevin Arrieta. Fornari ci prova, doppia deviazione, calcio d'angolo, ma Fornari è arrabbiatissimo col direttore di gara, reo di non aver fatto rispettare la distanza ai giocatori della Kame Dosson. Palla per Scigliano, la vorrebbe Lion, la riceve, supera Bellomo, allarga per Scigliano, sbaglia il passaggio Marco Scigliano. Stecca però anche il controllo Murilo Schiocchet, regalando la rimessa laterale alla Feldi Eboli. Palla per Scigliano, Arrieta sbaglia il controllo, riparte Eric che ricomincia però.
Murillo, bel sito, sale in pressing Wesley Bocao e Murillo sbaglia il passaggio. Bocao allarga per Scigliano, non si intendono i due però. De Matos, 11 e 16 ancora da giocare in questa ripresa, con Fusari che perde palla, Gio Pedotti, Scigliano la perde anche lui, trantolato Scigliano, li va a pressare tutti, ne esce bene però la Kame. Igor per Fusari che prova ad andarsene, finisce a terra e si becca gli insulti di Gio Pedotti. Poi Bocao guadagna il laterale per la Feldi Eboli. Discutono i due capitani Eric e Gio Pedotti. Si ripartirà comunque con laterale per gli uomini di Basile, sulla palla proprio Gio Pedotti. Non lasciano giocare però i direttori di gara perché dall'altro lato del campo c'è Lorenzo Pietrangelo a terra, dolorante al ginocchio destro. Gioco fermo per dare modo a Pietrangelo di essere rimesso in piedi. Sembrerebbe star bene adesso il portiere della Kame e può ricominciare il gioco con la rimessa laterale per la Feldi Eboli. Lion in avanti per Bocao, De Matos la tocca quel po' che basta per metterla fuori. Laterale, Bocao sulla palla, passaggio intercettato da Eric Bellomo e ancora una volta laterale Feldi Eboli. Bocao cambia gioco per Arrieta che si coordina di destro. Esce un brutto tiro però. Kevin Arrieta, mancino puro, ci ha provato col destro a volo, mettendola direttamente in fallo laterale già dall'altro lato. De Matos fuori. Brivido per la Feldi Eboli che ha rischiato tanto sul destro di De Matos. Palla in avanti per Pedotti che anticipa Pietrangelo. Scontro aereo tra i due, non c'è nulla però. Igor in avanti per Eric Bellomo, la tocca per Tiago Grippi che ci prova di punta direttamente in fallo laterale, anzi no, dice che fondo il signor Minichini, anzi il signor Brischetto. Palla per Romano che prova ad andarsene sul laterale, viene poi colpito da Pietrangelo, la palla è ancora della Kame però. Eric a lottare con Fornari che gliela ruba, non la tiene però in campo, laterale Feldi Eboli. Può ripartire il gioco con Fusari che scambia con Tiago Grippi. Ancora Grippi. Pressing di Romano.
e passaggio sbagliato da Igor Dos Santos. 9:36 ancora da giocare. Feldi Eboli 3, Kame Dosson 2. Belsito, Eric di prima per Fusari, protegge il pallone romano e lo lascia finire in fallo laterale, già battuto proprio da Romano, che ricomincia da Lion. In avanti a cercare Fornari, stop di petto, palla messa a terra, Fornari per André, ribatte Tiago Grippi. Pedotti alza per Fornari, deviato il suo tiro. Pedotti ancora per Fornari, ancora la conclusione che si spegne sul fondo. Pedotti anticipa Eric, la palla finisce tra le mani di Pietrangelo, riparte Tiago Grippi. Un po' più stanche adesso le due squadre, che a inizio ripresa hanno dato praticamente il meglio. Adesso a 8:45 dal termine la stanchezza si fa sentire. Pedotti per Fornari, Romano, si ricomincia da Lion. Belsito commette fallo su Fornari, terzo fallo Kame Dosson. Mentre Belsito risponde a qualche provocazione del pubblico, ovviamente si becca i fischi. André per Romano, in avanti per Fornari, due su di lui, gliela ruba Tiago Grippi che prova ad andarsene, serve Ciapaviera, messo a terra Tiago Grippi, Ciapaviera prova l'imboccata, laterale Kame Dosson. Tiago Grippi, bella l'imboccata per Fusari, la parata di Lion. Si sta facendo trovare sempre pronto Lion questa sera sulle conclusioni ravvicinate dei giocatori della Kame Dosson, provvidenziale due volte su Tiago Grippi, questa volta bravo su Cristiano Fusari. Proprio Fusari adesso sbaglia il passaggio e regala la rimessa laterale alla Feldi Eboli. Bocao scambia con André, palla per Fornari, raddoppiato, prova a farlo uscire di tacco, la palla resta in campo però se ne va Ciapaviera, ci prova la parata di Lion. Belsito sulla palla, la mette dentro per il tacco di Grippi che voleva favorire l'inserimento di Ciapaviera, che però al posto di entrare all'interno dell'area aveva fatto un movimento ad uscire. Buona l'intenzione da parte di Tiago Grippi, però non c'è stata intesa col compagno, mentre Lion getta via la palla che colpisce anche il soffitto del Palladirseu. Si ripartirà con laterale in favore degli ospiti.
Belsito scambia con Schiocchet, in avanti per Giapaviera, anticipa Wesley Bocao. Murillo, bella palla di Giapaviera per Belsito, la parata di Lion che poi, imitando Jackie Chan, la butta via, mentre resta a terra Jader Fornari. Che sul tiro di Belsito praticamente è stato colpito anche lui all'altezza del ginocchio. Resta a terra il bomber della Feldi Eboli. (7:07 da giocare). Problemi in vista per Piero Basile con Jader Fornari che è ancora a terra. Molto dolorante al ginocchio sinistro il bomber della Feldi Eboli, che si è sbloccato questa sera in campionato. Doppietta fino a questo momento per Jader Fornari, a secco per 4 partite. È il capocannoniere della Serie A Futsal 2017-2018. Si rialza molto dolorante e zoppicante. Deve abbandonare momentaneamente il campo Jader Fornari, tra gli applausi del Paladirseu. Ancora applausi per Jader Fornari, che deve uscire, però entra Rieta al suo posto. Può ripartire il gioco con 7:07 da giocare. Murillo in avanti per Kainan De Matos, la palla finisce tra le mani di Lion che rilancia. Bella palla per Romano che la mette a terra. Romano chiude Pietrangelo e fa ripartire De Matos, che però perde lo scontro con Wesley Bocao, che ci prova dalla difesa. Ancora Pietrangelo, Giapaviera non controlla la palla. Romano prova a cambiare lato, ci mette il piede Belsito. Sbaglia il controllo Andrei, se ne va Murillo, messo a terra, c'è Kainan che ci prova, ancora Lion. Ancora Kame, che adesso prova a restare nella metà campo difensiva della Feldi Eboli, che si difende come può, soprattutto con le parate provvidenziali di Lion fino a questo momento. Kame Dosson che si è scontrata più volte contro il muro eretto dal portiere brasiliano, mentre De Matos la mette dentro per Murillo, chiude Romano, la palla resta lì e Belsito sbaglia un gol già fatto. Riparte la Feldi Eboli con Bocao che scambia con Romano, palla in parallela proprio per Bocao, viene chiuso da Belsito, riparte Kainan De Matos. Ha già chiesto il time out Piero Basile,
Quindi alla prossima rimessa laterale o fondo in favore della Feldi Eboli ci sarà il time out, verosimilmente adesso, ed eccolo che viene fischiato dal cronometrista. Una pausa anche per noi. Può riprendere il gioco al Pala d'Irseu dopo il time out richiesto da Piero Basile, che sicuramente avrà chiesto uno sforzo difensivo ai suoi, anche in vista di un possibile portiere di movimento nel caso in cui dovesse persistere l'1-0. Sono 5 minuti e 25 secondi che ci separano dal termine del match e il risultato è di Feldi Eboli 3, Kame Dosson 2, con gli ospiti che adesso ci stanno provando in tutti i modi. E c'è da dire un po' Lion, un po' anche l'imprecisione sotto porta, come nel caso di Belsito nell'ultima occasione, stanno negando agli uomini di Silvio Rocia il pareggio. Belsito anticipa Romano, la palla finisce in fallo laterale. Pedotti per Lion, in avanti per Arrieta, anticipato da Fusari però. Ciapaviera va da Belsito. Fusari. Bocao sempre a lottare con Ciapaviera. Gli sporca la palla, però ancora laterale per la Kame, già battuto. Sempre Ciapaviera, sempre su di lui Bocao. Ciapa in avanti per Murillo. La palla gli arriva con il passaggio di Fusari. Conclusione però ribattuta. E portiere di movimento per la Kame Dosson a 4:24 dal termine. Si gioca la carta portiere di movimento Silvio Rocia. Entra Tiago Grippi con la maglia da portiere proprio sotto la nostra postazione. Eccolo che scambia con Murillo. Momento cruciale di questo match. Tutto per tutto da parte della Kame Dosson. E Feldi Eboli che dovrà difendersi con le unghie e con i denti. C'è tempo però per la Kame, 3:50 ancora. Sicuramente non faranno, almeno in questa fase iniziale, giocate azzardate gli uomini di Silvio Rocia. Kainan va in angolo da Bellomo che la mette dentro per Ciapaviera, che di testa non c'entra la porta. Al primo tentativo di portiere di movimento della Kame si salva la Feldi Eboli, mentre rientra in campo Giader Fornari con una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro. Lion ci prova, larga la sua conclusione.
entra già Tiago Grippi anche per battere il fondo, allora sale in pressione intelligentemente la Feldi Eboli. Dalla palla a Kainan e scappa Tiago Grippi. Kainan prova a restituirla, male però, laterale Feldi Eboli, rientra Pietrangelo. (3:18) al termine, con Bocao che cerca e trova Fornari, che lotta con De Mato, scala meglio, prova a ripartire Eric. Fusari ci prova, non lascia entrare il portiere di movimento, guadagna angolo e può entrare allora Tiago Grippi. Grippi, giro palla Kame, De Matos ci prova, non il modo migliore di sfruttare il portiere di movimento, il tiro da centrocampo, mentre Lion rilancia in avanti, ma è rientrato in porta Lorenzo Pietrangelo. Giapaviera, Murillo, lui ad impostare la manovra, palla in angolo per Giappa, la fa uscire. Si sta adattando bene al portiere di movimento la difesa di Piero Basile, 2-2 adesso in fase difensiva con André Romano in prima linea e Pedotti e Bocao all'indietro. Palla adesso in angolo per Tiago Grippi, chiuso dall'intervento provvidenziale di Gio Pedotti. 2:05 al termine, palla in angolo per Eric, la palla resta lì, doppia parata di Lion, poi ci prova Giapaviera. 1:55 da giocare, 3-2 Feldi Eboli. Massimo sforzo offensivo adesso della Kame. Il tiro di Belsito, anzi di Kainan De Matos. 3-3 Kame Dosson, l'ha messa dentro Kainan De Matos. A 3 della Kame con De Matos a 1:38 dal termine, col portiere di movimento è riuscita la Kame Dosson a trovare il pareggio. Dopo tantissimi tentativi hanno trovato il gol gli uomini di Silvio Rocia. Adesso nessuno dei due mister vuole rischiare il portiere. Ancora 1:15 da giocare con André che sbaglia il passaggio, può ripartire la Kame con Belsito. Ricomincia da Kainan. Pietrangelo, in avanti per Belsito, la mette a terra Belsito, calcia, chiude Romano, ancora De Matos, se ne va De Matos, prova la conclusione, ribattuta da Sergio Romano. Ancora portiere di movimento per la Kame, la vuole vincere Silvio Rocia. Tiago Grippi, allarga per Kainan, 33 secondi. Ancora Kainan. Tiago Grippi la vuole tenere per provare giusto un'ultima azione la Kame. 9 secondi. 3 secondi, non calciano gli uomini di Rocia e allora finisce così. Finisce qui. Feldi Eboli 3, Kame Dosson 3. Partita bellissima con sorpassi e controsorpassi. Nel primo tempo
il vantaggio di Bocò per la Feldieboli e il pareggio di Fusari. A inizio secondo tempo la rete di Giapaviera per il 2-1 degli ospiti, poi doppio Fornari per portare in vantaggio la Feldieboli e alla fine a 1:38 dal termine il pareggio di Kainan De Matos per fissare il 3-3 finale tra Feldieboli e Camedosson. Sale a quota 10 in classifica la squadra di Piero Basile, mentre sale a quota 3 la Camedosson di Silvio Rocia. Terzo tempo a centrocampo tra le due squadre. Ricordo il punteggio 3-3 tra Feldieboli e Camedosson. Per questa sera è davvero tutto, un ringraziamento ad Arche Film e un saluto e un ringraziamento da Carmine Fine. Ci risentiamo per la prossima gara casalinga della Feldieboli.